Lavoro, welfare e servizi sociali, sfide e opportunità. Se ne è parlato in un incontro ospitato dal Museo Diocesano di Arte Sacra di Feltre, con la partecipazione dei protagonisti del mondo occupazionale, con l'intenzione di farsi trovare pronti dalle novità che si profilano all'orizzonte. Quello che sta succedendo nel mondo porterà nuove lavorazioni in Italia, nuove produzioni in Italia, il famoso backshoring, e questo costituirà l'occasione, ad esempio, per uno scambio che a fronte di forti recuperi di efficienza non si limiti a remunerarli con maggiori retribuzioni, ma anche a convertire parte di quelle maggiori retribuzioni teoriche in assorbimento di persone fragili. Anche nel territorio bellunese, che viene considerato un esempio, una gestione sinergica tesa a individuare soluzioni industriali a casi di crisi per salvaguardare l'occupazione, anche quella più fragile, ha dimostrato i buoni risultati. L'esempio più fulgido? L'esempio più fulgido del Veneto, della provincia di Belluno, è sicuramente Ideal Standard, ma consideriamo anche il salvataggio di ACC. Modelli studiati, interconnessioni possibili per aprire nuove opportunità, specie con riguardo alle fasce lavorative più fragili. Modelli però che dovranno essere messi alla prova nei nuovi scenari in via di sviluppo. Belluno è la provincia del Veneto con il più alto tasso di positiva tensione comunitaria e quindi è il territorio ideale per questa sperimentazione.